Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Aspettando il raduno Triveneto degli Alpini che avrà luogo a giugno a Vittorio Veneto, noi stiamo seguendo questo percorso di avvicinamento. In questo percorso di avvicinamento a metà aprile ci sarà l'esercitazione della protezione civile a Vittorio Veneto. Un evento importante. Abbiamo qui il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto in Trovigne e poi abbiamo anche l'ingegner Dabroi della protezione civile che poi ci spiegherà un po' nel dettaglio in che cosa consisterà questa esercitazione, ma innanzitutto un momento importante, un preludio del raduno Triveneto degli Alpini. Sì, buongiorno, ormai ci siamo, siamo a 70 giorni dal grande raduno degli Alpini del Triveneto a Vittorio Veneto nel centenario e cominciamo col botto, nel senso che questa grande esercitazione della protezione civile del terzo raggruppamento, ovvero delle tre regioni Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dell'ANA, ci fa il piacere e l'onore di aprire questo anno così importante e significativo, interessando appunto, come è già stato detto, 10 comuni del nostro territorio, della nostra sezione. Ed ho il piacere anche appunto di annunciare appunto la presenza dell'ingegnere Andrea Dabroi, che è un nostro socio della sezione di Triveneto, che è appunto il coordinatore della protezione civile del Triveneto dell'ANA. Ecco, entriamo quindi nel dettaglio. Saranno delle giornate intense, ma soprattutto il 14 aprile, sabato 14 aprile, ci saranno tanti cantieri nel nostro territorio. Allora, ci spieghi meglio in che cosa consiste questa importante esercitazione? Sì, buongiorno a tutti. L'esercitazione del Triveneto è un evento che si tiene una volta all'anno, diciamo, in cui si concentra l'operatività delle 22-23 sezioni che partecipano ai nuclei di protezione civile. E in questi 3 giorni la struttura è un giorno dedicato all'arrivo, che è il venerdì, quindi allestimento di un campo logistico di base, dove confluiscono tutti i volontari delle 3 regioni, e si mette in piedi la struttura logistica di supporto a tutta l'esercitazione. Posti pranzo, posti per dormire, sala operativa, sala radio, diciamo la rete base per poi svilupparsi sul territorio. Il giorno successivo, che è il giorno clou, il sabato mattina, dalle 6 iniziano le operazioni. In quest'anno in particolare ci sono 22 cantieri sparsi su 10 comuni. In parte i cantieri sono di prevenzione ambientale, che significa pulizia alvei di torrenti, sistemazione di sentieri, sistemazione staccionate, muri a secco e via discorrendo, insomma servizi fatti ai comuni e alla comunità. Dall'altro lato abbiamo cantieri specifici formativi nostri, perché noi annoveriamo tra le nostre file delle squadre specialistiche, ne cito alcune: AIB, antincendio boschivo, cinofili, soccorso in acqua, subacquei, alpinisti. Tutte queste specialità hanno bisogno di location, tra virgolette, particolari in cui addestrarsi e formarsi. In questi quindi saranno 4 cantieri prettamente formativi in cui le unità specialistiche si formano. La domenica mattina poi invece c'è la parte, chiamiamo di chiusura, che prevede sfilata, locuzioni, ringraziamenti e cena e pranzo, scusate, comunitario a chiusura di tutto l'evento. Poi ci sarà anche la messa nel corso della mattina, presieduta dal vescovo Corrado Pizziolo in cattedrale. Quante persone più o meno saranno mobilitate in quei giorni? Indicativamente dovrebbero essere 1 migliaio di volontari che si muovono sui 22 cantieri. Ovviamente la presenza clou è il sabato e poi c'è la parte di arrivo delle sezioni più distanti il venerdì sera e la presenza dei rimanenti la domenica alla sfilata. Ovviamente anche la sezione di Vittorio Veneto farà la sua parte, perché la protezione civile c'è anche nella sezione di Vittorio Veneto. Beh sì, è una delle componenti che abbiamo messo al lavoro fin da subito. Cerchiamo di fare il meglio e il massimo possibile, ma coinvolgendo non solo il reparto della protezione civile della sezione ANA di Vittorio Veneto, ma anche tutti i gruppi, perché dobbiamo dare ospitalità, dobbiamo essere a fianco a questi volontari, se non altro perché conosciamo il territorio e quindi dobbiamo essere anche di aiuto e assistenza laddove ve ne fosse bisogno o necessità. Per cui diciamo è un grande movimento, la sezione è tutta movimentata. Ecco, l'esercitazione farà vedere un po' anche uomini e mezzi al lavoro, ma quanto sono importanti invece questo tipo di esercitazioni poi nel momento del bisogno?
Allora, lo scopo fondamentale di questo tipo di esercitazione è far conoscere gli uomini, perché noi poi in emergenza ci troveremo ad operare con un nucleo che arriva per esempio da Vicenza e un nucleo che arriva dal Cadore. È importante che questi nuclei operino nello stesso modo, sappiano lavorare assieme e facciano squadra. Questo è il nostro obiettivo dell'esercitazione. Ovviamente sono coinvolti anche i comuni, le amministrazioni comunali in questa esercitazione, perché voi vi siete rapportati con le amministrazioni comunali per individuare i luoghi in cui andare anche ad operare. Soprattutto loro, direi, nel senso che fin dall'origine, fin da quando abbiamo pensato a questo progetto, abbiamo coinvolto appunto i sindaci degli 11 comuni del nostro territorio e abbiamo chiesto loro di segnalarci, come dire, le desiderata, ecco, l'indicazione dei cantieri possibili di lavoro che poi sono stati valutati e, come dire, avvallati, ecco, dai responsabili della protezione civile, nel senso che così facendo lasciamo anche un segno tangibile sul territorio del nostro passaggio di questo grande anno glorioso, ecco, a memoria anche appunto dei caduti per i quali appunto celebriamo questo centenario. Ecco, io ringrazio il presidente della sezione ANA di Vittorio Veneto in Trovigne, l'ingegner Dabroi della Protezione Civile. Ci ritroveremo in quei giorni perché noi con le nostre telecamere documenteremo proprio il vostro operato. Quindi innanzitutto buon lavoro per i giorni dell'esercitazione e poi ci ritroveremo e parleremo ancora in maniera approfondita della Protezione Civile.